Fare bonifica significa mantenere la biodiversità. Gli esseri viventi sono fondamentali per la vita sulla Terra, perciò dobbiamo impegnarci alla conservazione delle specie e dei loro habitat, intervenire in aree protette, favorire la riduzione della produzione di CO2 e promuovere pertanto tecniche sostenibili. Per ridimensionare i consumi dell'oro blu si può preferire la doccia e limitarne i tempi di utilizzo, riparare i rubinetti che gocciolano, fare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e chiudere i rubinetti quando l'acqua corrente non viene utilizzata. Per prevenire i danni causati dai nubifragi, prima di un'attività all'aperto verifichiamo le condizioni meteorologiche, leggendo i bollettini di previsione e osservando le condizioni atmosferiche. Per prevenire le inondazioni bisogna tenere una città a spugna, cioè pulita, e drenare l'acqua in modo naturale, avere tetti verdi che assorbono l'acqua piovana, separare il sistema di raccolta dell'acqua piovana dal sistema fognario e tenere il sistema fognario pulito. Per ridurre il rischio di frane sono indispensabili interventi non strutturali, come sistemi di monitoraggio. Interventi strutturali, come reti, paramasse e piantumazione di alberi. L'irrigazione è importante per l'agricoltura, ma in periodi di siccità è importante renderla più efficace e precisa per ridurre gli sprechi, ad esempio con l'irrigazione a goccia. Per contrastare il cambiamento climatico possiamo ridurre il consumo di carne, scegliere prodotti locali, utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, eliminare il più possibile gli imballaggi e risparmiare energia, riducendo i consumi per l'illuminazione, condizionamento e riscaldamento. È un buon metodo per contrastare la siccità creare dei bacini artificiali di recupero acqua piovana che raccolgono la pioggia per utilizzarla poi in vari modi durante i periodi più aridi. Quindi agiamo ora pensando al futuro!